Io guardo il mio territorio, io posso dirvi una cosa, non sono assolutamente d'accordo sull'arrivo dei profughi e quindi che sia un condominio di paese di Quinto, che sia la caserma di Treviso, non abbiamo assolutamente risolto il problema. Sono contento del problema, della soluzione della caserma, perché non sono più qui nel mio territorio, abbiamo spostato un problema da un'altra parte. Mi provo a pensare il sindaco di Treviso o di Casier cosa possa pensare. Lì in quella caserma arriveranno minimo 100 che sono i nostri, ma ce ne stanno altri 200-300 e quindi come fai a gestire una situazione del genere? L'unica soluzione è bloccare il mar Mediterraneo. Non c'è niente da fare, altrimenti i flussi continueranno ad arrivare e questi problemi continueranno a riproporsi. Il prefetto ha fatto semplicemente, per quanto riguarda Paese Quinto, una scelta scellerata. Non ha assolutamente capito quali sono i problemi del territorio ed ecco che si ripropone il problema, ma i prefetti servono o non servono? È meglio dedicare e dare le competenze dei prefetti ai sindaci che sono i responsabili dei territori e che sono eletti dai propri cittadini? Io penso di sì, è giunto il momento. Beh, l'ho sempre detto che non era la soluzione ideale perché diventa un ghetto alla fine, questo è 100 persone ammassate in un unico posto, in un unico luogo, non era quello che nemmeno la conferenza Stato-Regione aveva predestinato. Chiaro che però poi quando ci troviamo amministrazioni comunali, sindaci che sbarrano la porta e non si accollano quel minimo di rifugiati che andrebbero destinati, poi è l'unica soluzione possibile. Non è più un'emergenza, questo io ci tengo tantissimo a dirlo, non è un'emergenza, sappiamo che arrivano e dovevano essere gestiti in maniera diversa. Questo è un errore fatto proprio da chi doveva gestire l'emergenza. Io ne ho 19 nel comune di Casier, da mesi, 19 in un paese di 12.000 abitanti, vi assicuro, dopo i primi giorni di adattamento non è successo mai nulla. È chiaro che adesso 100 ci stiamo preoccupando affinché non succeda nulla. Abbiamo avuto la rassicurazione dal Ministero della Difesa che ci sarà un presidio militare permanente, abbiamo la cooperativa che mi sembra ben attrezzata e che sta lavorando affinché tutto ciò non succeda, abbiamo già incontrato i cittadini, i nostri vicinanti, quindi per assicurare di tutto ciò io mi appello davvero allo spirito civico delle persone perché quello che è successo a Quinto non si ripeta qui.